Stangate e spaccature, questa la cornice dentro la quale può essere incastonata la foto che immortala la seduta di ieri sera del Consiglio Comunale di Agrigento, riunitosi in prosecuzione dopo il nulla di fatto del giorno precedente per mancanza del numero legale. Partiamo dall'ulteriore mazzata in arrivo per le famiglie agrigentine che pagano la Tari. Con 13 voti favorevoli, 6 contrari e un astenuto, è stato esitato positivamente l'aumento del costo contenuto nel piano finanziario per la gestione del servizio di igiene ambientale per l'anno 2016. Un rincaro che si aggira sul 1,5 milioni di euro, giustificato con la maggiore spesa dovuta alle trasferte degli autocompattatori per il conferimento nelle discariche di Lentini durante la chiusura di quella di Siculiana. Tradotto in soldoni, l'aumento si traduce in una cinquantina di euro in più per un nucleo familiare composto in media da 3 persone, mentre si attesta su un più 3% per le utenze di tipo non residenziale. In aula ha approvato poi un emendamento che stabilisce la riduzione allo 0,3% per le strutture annesse ai luoghi di culto. A votare il piano è stata solo una parte della maggioranza che sostiene il sindaco Firetto. Hanno detto sì PD Alternativa Popolare, cioè gli alfariani, e poi Agrigento cambia e Agrigento rinasce, mentre così come annunciato si è defilato in polemica con gli alleati il gruppo Uniti per la città, ma la compagine di Mauriana non ha abbandonato l'aula in modo compatto, si è astenuto ma è rimasto tra i banchi Giuseppe Picone. Insomma, una spaccatura nella spaccatura, e non è stata la sola, quella emersa ieri sera dentro Aula Sollano. Anche nel Movimento 5 Stelle fibrillazioni e tensioni. Rita Monella, che era subentrata a Marcello La Scala, ha ufficializzato il suo addio dal gruppo dei Grillini, dichiarandosi indipendente.